Allora siamo con Francesco La Rosa, continua il sogno della Venere, a salvezza acquisita si è detto proviamo a vedere i playoff, a playoff acquisiti si è detto proviamo ad andare al mare, la Venere è al mare. Al mare ci portavo lo stesso, perché se per caso andavo al Badea, portavo ossia come una settimana, 2 giorni, facevo il bagno, comunque era tranquillo. Al mare ci portavo uguale. No, a parte gli scherzi, sono molto contento, è stata una cavalcata veramente fantastica, ragazzi eccezionali. E non me l'aspettavo perché all'inizio non li conoscevo, l'ho presi a dicembre, e contentissimo, veramente non ho parole, cioè, bene, 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 bene. Proviamo a parlare della partita, speculare rispetto a quella dello Sport City con il Gianicolo che passa in vantaggio 1-0. Diciamo, noi da fuori abbiamo notato l'assenza di Fagioli tra i titolari rispetto a una partita andata in cui comunque aveva fatto doppietta con una bella prestazione a coronamento dei due gol segnati. Ci spieghi questa scelta? Era dettata da qualche discorso particolare che hai fatto ai tuoi giocatori? No, il discorso era molto semplice, avevo 4 ammoniti, quindi avevo 4 ammoniti con il rischio che io andavo dall'Alba Adriatica in 3. Quindi abbiamo giocato il primo tempo timorosi perché Fagioli stava in panchina ammonito, Anello ammonito, Rossi ammonito guarda un attimo perché c'è stato pure un altro ammonito perché è Anello ammonito. Quindi avevo 4 ammoniti. Logicamente il primo tempo è stato molto molto teso perché loro hanno pure preso la munizione. Siamo 9 contati, me ne ammoniscono 3, ad Alba Adriatica ci mandavo loro. Era questo, solo questo è stato. Grazie al secondo tempo ho fatto qualche cambio, l'ho messi a 2 dietro, non so se ci hai fatto caso, l'ho messi a 2 dietro, abbiamo fortito il centrocampo e siamo più forti, punto. Siamo sicuramente più forti di loro, non è all'andata, al ritorno, all'andata del campionato. Parlo sempre di calcio, nel senso che siamo più forti, quindi abbiamo meritato sia l'andata che il ritorno. Adesso andiamo ad Alba Adriatica e non so qual è l'accoppiamento, se mi aiuti. Che col Cotton Club l'accoppiamento. Esatto, allora, il Cotton Club deve vincere, ha dichiarato il mister che sono i più forti, l'ha poi dichiarato, siamo i più forti, abbiamo miglior difesa, miglior attacco, miglior giocatori, quindi noi andiamo lì tranquilli, se perdiamo penso che i più forti, se vinciamo i più forti rimarranno male.